Novità nel merito del recupero in sicurezza della Scala dei Turchi. Ascoltiamo la sindaca di Realmonte, Sabrina Lattuca, al microfono di Gaetano Ravanà. Sindaco, siamo ancora in piena pandemia, purtroppo, però è anche vero che l'estate è alle porte e per Realmonte l'estate significa Scala dei Turchi, una Scala dei Turchi che ancora è chiusa. La Scala dei Turchi è ancora chiusa e, come già i più sanno, è oggetto di un contenzioso giudiziario dove il comune, in sede civile, dove il comune chiede la proprietà del sito, nonché la gestione, una gestione che poi dia luogo anche alla messa in sicurezza con le interlocuzioni regionali e nazionali. Vi è anche un procedimento penale e la procura sta verificando appunto con una super perizia la situazione anche in quella sede. Quello che ha fatto il comune e che continuerà a fare è mettere a disposizione da questo punto di vista tutta la documentazione di cui è in possesso per arrivare nel più breve tempo possibile a una soluzione e a una finalmente gestione con la possibilità di una crescita economica del territorio del sito. Ma lei ha la sensazione che prima dell'estate il sito possa tornare ad essere visitato regolarmente? Guardi, come tempistica, essendoci appunto, come poc'anzi ho detto, due procedimenti, non sono in grado di stabilire se riusciremo entro la primavera o quest'estate ad avere una fruizione del sito. L'unica cosa che posso dire è che il comune si è già attivato e che farà di tutto per arrivare nel più breve tempo possibile alla proprietà nonché alla gestione.